ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo ad Adria, perché appunto andiamo a conoscere il nostro museo di Adria. Abbiamo in collegamento direttrice dottoressa Alberta Facchi. Pronto? Pronto, buonasera a lei, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie, ben arrivata ai nostri microfoni. Allora, Adria è questo centro importante nel passato lontano, ma contiene anche veramente una culla di reperti archeologici, perché qui vedo 16.500, dottoressa. Allora, facciamo un po' di qualche cenno storico di questo museo di Adria, giusto perché magari qualcuno non conosce più di tanto. Allora, il Museo di Adria in realtà è un museo antico, nel senso che è stato istituito come domestico museo. Si pensi che era un museo proprio che stava in una casa di una famiglia di nobili adriesi, nobili Bocchi, sì, che dal 1700 avevano aperto la loro casa a chi voleva visitare la loro collezione archeologica. Questa famiglia Bocchi è stata veramente una famiglia di spicco per l'archeologia di Adria, perché ha salvato i reperti adriesi dall'emorragia, diciamo, perché altrimenti sarebbero stati tutti venduti nel mercato antiquario di Venezia. Quindi degli esordi proprio veramente antichi dal 1700, ma poi è diventato prima museo civico e poi museo nazionale nel 1961, inaugurato nel 61 e poi diventato nazionale nel 1972. E alla collezione della famiglia Bocchi, che appunto constava di 16.500 reperti, si sono aggiunti i reperti scavati dalla soprintendenza nel corso del secolo scorso. Quindi hanno raggiunto centinaia di migliaia. Nei nostri depositi ospitiamo più di 100.000 reperti. 3.500, i migliori, insomma i più rappresentativi, sono esposti nelle sale del museo. Questi è per dare un po' di numeri, sì, ecco. Un vero patrimonio immenso e di grande interesse. Allora, cosa rappresentano, grosso modo, ecco, diamo l'idea, cosa troviamo, ecco se veniamo a vedere. I reperti sono, a parte quelli che provengono dai due siti di Corte Cavanella di Loreo e di San Basilio, per il resto tutti gli altri reperti sono stati proprio scavati ad Adria. Quindi già soltanto i numeri vi possono dire l'importanza di questa città per l'antichità, città che ha dato il nome al mare Adriatico. E era una città etrusca, dove greci, etruschi e veneti si incontravano ai fini commerciali, perché attraverso i tre fiumi di Adria, il Po, il Tartaro e poi più vicino l'Adige, si potevano raggiungere da una parte la pianura padana e dall'altro i siti dell'Oltralpe, e quindi era un punto strategico per i commerci. La città era una città etrusca, ma è diventata molto importante anche in età romana. Per l'età etrusca abbiamo dei magnifici reperti metallici, proprio i metallurgi di Vulci hanno esportato i loro prodotti anche qui ad Adria. Abbiamo ceramica di importazione greca, trovata ad Adria ma proveniente da Atene, e poi per l'età romana abbiamo gli splendidi vetri di età romana che penso siano famosi un po' in tutto il mondo, insomma. Sì, certo. Allora, quando parliamo, dottoressa, di tomba della Biga, ecco, III secolo a.C., cosa intendiamo? Ecco, infatti l'ho lasciata in ultimo, un altro dei nostri reperti famosi. Cosa intendiamo? Intendiamo una sepoltura eccezionale di 3 cavalli e un carro. 2 cavalli guidavano, cioè erano appaiati a tirare il carro, che era una biga, quindi un carro a 2 ruote. Il terzo cavallo invece era stato sacrificato ed era stato collocato sopra al carro. E questa sepoltura ha anche una storia di rinvenimento molto, molto bella, nel senso che è stata trovata nel 1938 durante gli scavi che sono stati fatti per la nuova inalveazione del canale di bonifica, allora canale Mussolini, invece adesso Canal Bianco, che ha intercettato una necropoli di 400 tombe. Tra queste 400 tombe c'era anche questa sepoltura eccezionale.
nazionale, e al momento del rinvenimento è corso sulla bocca di tutti a livello nazionale. Ci sono dei filmati dell'Istituto Luce che si trovano su YouTube digitando Adria, tomba della Biga, che potete vedere anche voi, proprio dell'epoca, del momento del rinvenimento. Quindi è uno dei nostri punti di forza, la tomba della Biga. Certo. Ecco. Poi vedo il lapidario. Allora, il lapidario, andiamo in età romana, perché sì, se la tomba della Biga è di età durante il secolo di Alessandro Magno, ecco, il III secolo avanti Cristo. sì. Se la tomba della Biga è di quell'epoca lì, ed è probabilmente un rinvenimento che ha a che fare anche con il mondo celtico, invece nel nostro lapidario che è molto suggestivo, perché è allestito in un cortile interno, un chiostro, veramente un luogo di pace e di relax. Ci sono le stele in pietra, per quello lapidario, di età romana, quindi ci sono i nomi di questi romani di cui abbiamo anche i corredi funerari. È abbastanza suggestivo il fatto di poter vedere il modo in cui sono stati seppelliti, avere però anche i loro nomi, sapere i nomi di uomini, donne, talvolta bambini, se erano liberi, se erano schiavi, se erano schiavi liberati, quindi liberti. Insomma, molto molto interessante. Certo. A chi miriamo? A chi ci rivolgiamo? Soprattutto, dottoressa, chi vogliamo portare in museo? Ma in realtà vogliamo portare in museo quelli che di solito non ci vanno. Brava. Magari anche i giovani, no? Magari anche i giovani. Diciamo che i giovani e i giovanissimi in museo ci vengono molto, perché lavoriamo tantissimo con le scuole. Poi vengono anche molto gli studenti universitari di archeologia, poi però sono proprio i giovani tra i 18 e ormai siamo giovani fino a 35, no? Anni. Sì. Ecco, quelli vorremmo prendere, cioè vorremmo far capire che il museo è un luogo dove ci si diverte, si fanno cose, si impara divertendosi, insomma. Sì. Non è un luogo muffoso assolutamente, anzi il Museo di Adria è un bellissimo racconto a colori, proprio si esce dal museo con un'impressione di bellezza, bellezza negli occhi. Qualcosa di vivo, perché di solito il museo dà il senso di qualcosa di statico, no? Invece non è così, sì. Assolutamente. Sì. Non è così. Ormai questa concezione del museo come un luogo vivo a poco si sta diffondendo tra la popolazione, perché si sta capendo che anche il luogo come gli Uffizi, pensate al museo egizio, anche, sì. Ma anche il museo di Adria davvero è un luogo splendido, insomma, vivo, certo. E dove si sta bene soprattutto. Certo. E fatto conoscere, perché magari, sì, ecco, lei ha nominato certi musei, ecco, che hanno così una visibilità più notevole, ma Adria non è meno a nessuno, ecco, questo vogliamo dire, non è meno. Assolutamente sì. Ecco, io ho nominato musei che stanno vicino o all'interno di grosse città. Noi ad Adria abbiamo un museo non secondo a quello che hanno città di più facile scorrimento di turisti, ecco. Certo. Però l'importanza di Adria nell'antichità era tale che i reperti che abbiamo sono noti. Noi lo sappiamo perché ogni giorno vengono studenti universitari. Ieri avevo una visita guidata con studenti da Innsbruck, quindi all'estero ci conoscono di più rispetto a noi. Allora, perché era importante Adria? Qua abbiamo gli ascoltatori, ecco, che un ascoltatore dice perché Adria era così importante, ecco, mi potete dire qualcosa di più? Ecco, possiamo dire qualcosa? Adria era così importante per la sua posizione geografica, grazie della domanda, è una domanda bellissima, era così importante proprio per la sua posizione geografica, perché era se pensate all'Adriatico e pensate alle navi, che erano i mezzi di comunicazione, cioè i mezzi di trasporto per i commerci dell'epoca, Adria si trovava proprio nel punto più interno di quello che è il mare Adriatico, cioè il Golfo Adriatico, diciamo, ed era poi collegata con questi grandi fiumi, importanti fiumi, il Po, il Tartaro e l'Adige, che erano vie di penetrazione verso l'interno della pianura padana, il Po,
e verso, attraverso il passo del Brennero, e verso l'Oltralpe per quanto riguarda l'Adige. Quindi arrivavano prodotti e materie prime dal centro Europa ad Adria, per esempio la famosissima ambra del Baltico. Sì. Arrivavano prodotti dalla pianura padana e i prodotti essenzialmente dei greci, quindi vino, olio e ceramica preziosa, potevano essere scambiati con queste materie prime e il luogo di scambio era Adria. Ecco, soprattutto per quello che anche fu appunto probabilmente fondata o rifondata proprio dagli Etruschi, che erano il popolo commerciante per eccellenza dell'antichità. Certo, allora posizione geografica dove scambi appunto avvenivano e da un lato e dall'altro, quindi insomma è una posizione strategica veramente. E poi Adria però ha perso un po' del suo ruolo, del suo peso, della sua importanza, no, dottoressa? Un po' è andata così a calare la sua importanza. Sì, questo è ovviamente questo rapporto simbiotico con i fiumi in questa zona ha i suoi pro e i suoi contro. Il contro è che quando il territorio non viene ben drenato e bonificato, e questo avvenne per esempio all'inizio delle invasioni barbariche, quindi quando nel tardo impero, diciamo, romano, quando i romani che avevano anche loro, oltre agli Etruschi, bonificato il territorio, non riuscirono più a mantenere, a fare manutenzione delle loro opere di bonifica, probabilmente tutti questi commerci fluviali andarono a scemare, diciamo, e la città ebbe un momento di decadenza. Non ci fu mai un abbandono della città, ci sono testimonianze importanti anche di età alto medievale e medievale, cioè per esempio una chiesa del IX secolo al di sotto della cattedrale, e insomma è molto legata la storia della città alla storia della manutenzione del territorio. Questo lo dico perché insomma vale anche per questi anni questa considerazione un po', insomma. Certo. Bene, allora ecco, importante Adria nel passato, ma anche ovviamente attualmente nel futuro, e grazie a lei che così con tanta passione ci ha raccontato questo flash di Adria. Ci sarebbero tante altre cose da raccontare di questo museo, ma insomma oggi abbiamo fatto un primo assaggio. Bene, dottoressa, sarà una bella esperienza e Adria avrà ancora più luce rispetto a quella che ha attualmente. Bene. La ringrazio molto e ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie. Salutiamo la direttrice, dottoressa Alberta Facchi. Alla prossima, dottoressa, grazie. Alla prossima, arrivederci. Buon pomeriggio.